Celebrazioni in tono minore per il 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. A causa della pandemia non ci saranno in Francia e in Gran Bretagna le tradizionali parate e manifestazioni. Corrispondente da Londra, Stefano Tura. Today is Victory in Europe Day. L'8 maggio del 1945, all'annuncio della resa della Germania di Hitler fatto dall'allora primo ministro britannico Winston Churchill, centinaia di migliaia di persone si riversarono nelle strade di Londra per festeggiare la vittoria e la fine della guerra, inneggiando a re Giorgio VI affacciato al balcone di Buckingham Palace assieme alla giovane principessa e futura regina Elisabetta. 75 anni dopo, le strade della capitale britannica sono deserte a causa del lockdown che ha cancellato parate e festeggiamenti, tranne le Red Arrows in volo su palazzi e monumenti per commemorare questa storica giornata. Per sconfiggere il virus abbiamo bisogno dello stesso spirito che ebbe quella generazione gloriosa che vinse la guerra contro i nazisti, ha scritto il premier Boris Johnson nel rendere omaggio alla tomba del milite ignoto in un'abbazia di Westminster completamente vuota. Questa sera alle 21, ora in cui 75 anni fa Giorgio VI parlò via radio alla nazione, la BBC trasmetterà il discorso della regina dal castello di Windsor. Cerimonia senza pubblico anche a Parigi, con il presidente Macron e gli ex Hollande e Sarkozy. Stesso copione in Germania, alla presenza della cancelliera Merkel e del presidente Steinmeier.